Amici sportivi, benvenuti, bentrovati al velodromo Paolo Borsellino di Palermo per la terza giornata del campionato Giovanissimi Under 14 regionale, dove si sfideranno quest'oggi il TF Club contro il Buon Pastore, squadra di casa attualmente a quota 6 punti con la possibilità di arrivare in vetta qualora dovesse vincere questa partita, mentre squadra ospite, la Buon Pastore, a quota 3 punti in campionato. Adesso ci godiamo l'ingresso delle due squadre in campo e dopodiché potremo cominciare. Nel frattempo abbiamo il tempo di leggere la formazione della squadra di casa. Tra i titolari abbiamo Geraci, Ficarotta, Cacioppo, Avella, Guglielmo, Zacco, Guercio, Genovese, Arcoraci, Miceli, Abbate. Mentre per quanto riguarda gli uomini a disposizione abbiamo Barresi, Cavallaro, Mazzotta, Mineo, Mandalari, Boncore, Arculeo, Luca Di Pietrantonio e Milici. Saluti di rito tra le due squadre e dopodiché si dovrà attendere semplicemente il fischio del direttore di gara per poter avviare il match. Si caricano i ragazzi ad inizio partita e si iniziano a disporre per il campo. Fanno altrettanto i giocatori della squadra ospite e iniziano anche loro a disporsi per il campo, dopodiché spetterà semplicemente al direttore di gara dare il via a questo match. Il primo tocco sarà della Buon Pastore, si dispongono sul lato destro i giocatori della TF, mentre sul lato sinistro quello della Buon Pastore.
Arriva adesso il fischio di inizio del direttore di gara, primo possesso della Buon Pastore. Subito intervento molto duro da parte di un giocatore dell'ATF che prova a recuperare il pallone, ci riesce l'ATF e subito prova a costruire sulla fascia sinistra. Pallone però subito prontamente recuperato dalla Buon Pastore che prova a lanciarsi in avanti. Pallone ancora una volta recuperato dall'ATF. Un attimo di lotta di possesso in questi primissimi secondi di gara, ma subito grande occasione per la Buon Pastore sulla fascia destra. Prova a cercarsi uno spazio per crossare in mezzo, non riesce. Buona copertura da parte del difensore dell'ATF. Arriva subito il primo calcio d'angolo del match, a neanche un minuto di gioco. Squadra ospite che subito si fa vedere in area di rigore. Sul punto di battuta Bertolino cerca i compagni in mezzo, calibrando forse un po' male il passaggio. Recupera l'ATF e può provare a ripartire. Riesce però prontamente ad allontanare il pallone uno dei difensori della Buon Pastore, ma attenzione, ancora possesso TF. Adesso si ripropone di nuovo in avanti la Buon Pastore, calibrando male il passaggio. Pallone che viene spedito in area. Messa laterale per la TF. Provata ad intercettare, ci riesce la Buon Pastore, però fortunatamente pallone che rotola alle zone di Geraci, che cerca la profondità, calibra male il passaggio, regala una messa laterale alla Buon Pastore. Cercate il lancio lungo per i compagni più in profondità. Riesce però a recuperare il pallone dell'ATF. Un attimo di scontro, di possesso tra le due squadre. Però il pallone viene allontanato fuori dall'area. Tira un respiro di sollievo alla difesa dell'ATF che può provare a ripartire in questo momento. Pallone però nuovamente recuperato e ancora una volta recuperato dall'ATF. Lotta di possesso a centrocampo. Adesso di nuovo la Buon Pastore a provare a proporsi in avanti. Scontri di possesso a centrocampo tra le due squadre. Prova ancora una volta la Buon Pastore a proporsi in avanti. Prova il tiro da fuori area, murato però dal difensore dell'ATF. Ma attenzione, ancora attacco Buon Pastore. Però pallone che rotola fuori, non riesce nel dribbling Messina. Di conseguenza rimessa laterale per l'ATF. Pallone subito recuperato e spedito in mezzo. Fatica Geraci ad afferrare il pallone, ci riesce in tre tempi. Geraci invita i compagni ad avanzare per tentare il lancio lungo, lo fa. Pallone però intercettato dalla Buon Pastore, ma ancora possesso TF. Attenzione, lotta sul pallone, tutto regolare per il direttore di gara. Pallone spedito in attacco. Può provare ancora l'incursione della Buon Pastore. Ci mette però una pezza alla difesa dell'ATF. Accompagnato il pallone fuori, rimessa laterale per l'ATF che prova a battere subito. Lancio lungo a cercare i compagni. Un'altra volta pallone spedito nella zona pericolosa per l'ATF. Tentativo di incursione, l'ennesimo da parte della Buon Pastore. Ancora una volta prova il numero 8 Messina a lanciare il pallone in mezzo. Viene però respinto ancora una volta in calcio d'angolo. Buon Pastore che in questi primi minuti di gioco si sta mostrando molto pericoloso. Sul punto di battuta del calcio d'angolo Puccio che chiama lo schema.
pallone in mezzo, cercato di allontanare la difesa di TF, ma attenzione, gran pericolo, e subito sblocca il match la Buonpastore a segnare il gol è il numero 11 Spalma Ettore. Subito 0-1 il match al velodromo Paolo Borsellino. Squadra di casa che subito deve darsi uno scossone per cercare di riportare il prima possibile il match in parità. Ancora altro pallone recuperato, contatto di gioco, chiama il fallo la panchina della Buonpastore, tutto regolare per il direttore di gara. Altro tentativo di incursione da parte della Buonpastore, arriva Geraci sicuro con le mani, afferra il pallone, invita ancora una volta i compagni a salire. Si affida ancora una volta al lancio lungo l'estremo difensore dell'ATF, prova a cercare il compagno proposto in avanti. La difesa della squadra ospite è costretta ad allontanare in rimessa laterale. Zacco batte subito la rimessa laterale, pallone che rotola di nuovo in zona di rimessa. Ancora una volta Zacco, provato a lanciare il pallone in mezzo, a cercare i compagni proposti in avanti. Ancora il numero 11 dell'ATF prova a farsi strada in mezzo alle retrovie della Buonpastore, che però riescono a recuperare il pallone, ma attenzione, ancora possesso TF che lotta per cercare di ritagliarsi uno spazio. Può riuscirci adesso in questo momento, ma tenta la difesa della Buonpastore, è tentato il tiro da fuori area, troppo alto, però nessun pericolo per l'estremo difensore della squadra ospite. Battuta corta, subito ricomincia la squadra ospite. Il lancio lungo, pallone, attenzione, interessantissimo, recuperato dalla TF che lotta sul pallone, riesce però a metterci una pezza alla difesa della Buonpastore. Recupera nuovamente il pallone della TF, prova a proporsi ancora una volta in avanti per cercare di ristabilire la parità nel match. Si appoggia sul compagno sulla fascia sinistra, prova a ritagliarsi uno spazio il numero 10. Tentato l'1-2, si sono capiti bene i ragazzi. Il pallone ancora una volta recuperato dalla Buonpastore che lotta per cercare di ripartire. Lo fa, ci riesce con la palla tra i piedi del numero 9 che serve il compagno. Il pallone però che rotola tra i piedi di Geraci, che si affida al compagno forse un po' troppo frettolosamente. Il compagno molto pressato, l'attaccante della Buonpastore, che in questi primi minuti di gioco sta pressando in maniera asfissiante, sta dicendo più volte presente nell'area di rigore della TF. Tempo rimessa dal fondo per l'estremo difensore della squadra di casa, che invita ancora una volta i compagni a salire, affidandosi ancora una volta al lancio lungo. Lancio forse non lungo come sperato, pallone recuperato dalla Buonpastore, lotta di possesso a centrocampo tra le due squadre. Ancora pallone tra i piedi della squadra ospite. Ancora prova la Buonpastore, il direttore di gara ferma per una punizione in favore della Buonpastore. Punizione in una zona interessante del campo, i compagni avanzano. Il via del direttore di gara per battere. Nel frattempo quasi 10° minuto di gioco, ferma tutto il direttore di gara per qualche abbraccio di troppo in area di rigore. Dà il via al direttore di gara,
Tentativo di battere corto, tutto da solo davanti al portiere, ferma tutto però il direttore di gara prima di dare la gioia del gol al buon Pastore. Chiamato il fuorigioco. Spezza dunque la gioia del numero 7 Puccio, che già aveva visto il pallone rotolare in porta. Nel frattempo altro lancio forse calibrato un po' male per Geraci, riesce però a metterci una pezza alla TF che recupera il pallone, prova a proporsi in avanti con il pallone tra i piedi del numero 9 che lotta sul pallone, lotta di possesso tra le due squadre, recupera di nuovo il numero 9 della TF che prova a verticalizzare per i compagni, pallone intercettato di testa però dal buon Pastore che prova a riproporsi sulla fascia destra, allontanato in rimessa laterale. Aveva provato Arcoraci a ritagliarsi qualche spazio. Nel frattempo rimessa laterale per la buon Pastore. Ennesima rimessa laterale, questa volta per la TF. Deve necessariamente ristabilire il prima possibile il match in parità. Nel frattempo altro controllo interessante per la TF, chiamato nuovamente il fuorigioco dal direttore di gara, però iniziano a sorgere le prime proteste rispetto alle decisioni del direttore di gara. Nel frattempo prova a ripartire la TF, l'hanno intercettato di testa, ma ancora possesso TF che prova a scattare sulla fascia destra, prova a appoggiarsi al compagno che scodella in mezzo il pallone, grande occasione che però non riesce Miceli ad agganciare bene, pallone che finisce alto di poco. Adesso pressa alta la TF, prova a ripartire ancora una volta la buon Pastore sulla fascia destra, scatta il numero 11, allontanato in rimessa laterale da Avella. Rimessa laterale battuta, cercare i compagni in mezzo, prova a ripartire la TF riagganciando il pallone, attenta però la buon Pastore, ripropone di nuovo il pallone in area pericolosa per la TF, lotta di rimpalli tra le due squadre. Adesso il pallone ce l'ha la TF che prova a ripartire, molto attenta però la buon Pastore, fa fare molta fatica alla TF nel costruire la manovra vincente, cercarsi di ritagliare spazi utili per riportare il match in parità. Ancora una volta pallone recuperato dalla buon Pastore, lotta sul pallone il numero 8 della TF che prova a verticalizzare, tiro però troppo debole, una pezza facilmente l'estremo difensore della buon Pastore che si affida al lancio lungo per i compagni. Continua la lotta tra le due squadre a centrocampo, ritagliarsi qualche spazio a buon Pastore, chiama però il fallo in favore della squadra ospite il direttore di gara. Match che inizia ad alzarsi di intensità. Sul punto di battuta il numero 5 Mazzola. Sentendo il via del direttore di gara batte a cercare i compagni, tiro però sbatte sulla difesa e prova a ripartire la TF con un lancio lungo per i compagni in zona, proposta avanti, tiro debole, non trova neanche lo specchio della porta, finisce messo dal fondo. Grande occasione per la TF. Nel frattempo
continua a scorrere il cronometro, quasi 15° minuto di gioco. Ricordiamo che per l'Under 14 i tempi regolamentari sono di 35-35 minuti, ma altra occasione per l'ATF, con Arcoraci completamente circondato dalla difesa della Buonpastore, ma ci prova ancora una volta la squadra di casa, appoggiandosi stavolta sulla fascia sinistra. Si intende con i compagni, può provare a lanciare in mezzo il numero 7, pallone che però finisce raso terra e viene spedito poi dall'altro lato del campo alla difesa della Buonpastore, ma ancora possesso TF che prova a ritagliarsi spazio. Altro tentativo di incursione neutralizzato dalla squadra ospite. Match che si alza di intensità, la TF vuole sicuramente recuperare il match, ristabilire la parità, ricominciare da zero. Ci prova in questo momento a centrocampo, prova a prendersi un attimino più di tempo per costruire la manovra, tenta però il Buonpastore, mette i bastoni tra le ruote. Prova ad appoggiarsi al compagno proposto in avanti, pallone intercettato dalla Buonpastore che prova ancora una volta l'incursione. Tentativo neutralizzato dall'ATF che riesce a recuperare il pallone, questa volta sulla fascia destra. Prova lo scatto, ha cercato di servire Arcoraci in mezzo, ci arriva prima però il difensore della Buonpastore, ma ancora una volta possesso TF. Tentativo ancora una volta di scattare sulla fascia destra, molto attenta la difesa della Buonpastore che concede veramente pochissimi spazi alla squadra di casa, che dovrà fare sicuramente gli straordinari per riportare il match in parità. Lancio lungo intercettato dalla TF. Lotta di possesso a centrocampo, lancio lungo per i compagni proposti in zona avanzata della Buonpastore che prova a scattare sulla fascia destra, lotta per cercare di contenere il tentativo di incursione. Il numero 6 della TF, Zacco, comette però un fallo agli anni dell'attaccante della Buonpastore, e dalla sua un'ottima punizione a sua disposizione. Sul punto di battuta il numero 8 Messina, che però cede il testimone al numero 7 Puccio. Il direttore di gara che arriva in questo momento, pallone scodellato in mezzo a cercare la testa dei compagni, troppo alto però rotola in rimessa laterale, non riesce ad agganciare il pallone in tempo e subito rimessa laterale battuta dalla TF che prova a ripartire prendendo di sorpresa gli avversari, ci riesce, prova a scattare sulla fascia destra la TF, adesso tenta di verticalizzare il pallone, passaggio calibrato male, lettura facile per la difesa della Buonpastore che subito ripropone in avanti. Recupera ancora una volta il pallone della TF. Passaggio ancora una volta calibrato male, recuperato facilmente dalla squadra ospite che ancora una volta si propone in avanti con un lancio lungo, non riesce in primis ad agganciare di testa il numero 5 della TF, ma adesso c'è una grande occasione per la TF che prova a ripartire con il pallone tra i piedi del numero 11, grandissima lotta da parte del numero 11 che continua a proporre il pallone in avanti per i compagni, ci arriva però facilmente l'estremo difensore della Buonpastore con le mani che lancia lungo per i compagni proposti in zona avanzata. Adesso ancora una volta pallone interessante per la TF. Palla che rotola fuori, sarà rimessa laterale per la squadra di casa. Ancora altra rimessa laterale, sempre per la squadra di casa.
attacco, serve il compagno più prossimo che prova a lanciare in mezzo, che finisce facilmente tra le braccia dell'estremo difensore della Buonpastore, che lancia invece i compagni proposti in avanti cercando di prendere di sorpresa la difesa dell'ATF. Riesce però a rallentare la manovra in cursiva la squadra di casa, che recupera il pallone e può provare a ripartire. Verticalizza il pallone l'ATF, riesce però a trovare il passaggio, ma ancora una volta pallone TF, tentato di scodellare in mezzo, e ancora una volta pallone allontanato, rimessa laterale. Quasi 21esimo minuto di gioco, nel frattempo qui al velodromo Paolo Borsellino di Palermo, 0-1 il risultato tra TF e Buonpastore. Squadra ospite che sin dai primi minuti si è mostrata molto pericolosa ed è riuscita subito a sbloccare il match. TF che nei primi minuti di gioco ha fatto fatica, ma che adesso sta cercando, usando tutte le sue energie, di ristabilire la parità del match. Chiaramente non semplice, l'avversario si sta dimostrando molto attento. Nel frattempo ancora un'altra rimessa laterale. Pallone intercettato dalla TF che prova a ripartire appoggiandosi ancora una volta al numero 11. Lotta di rimpalli alla meglio la Buonpastore. Ci mette una pezza il numero 6 che prova a servire i compagni. Ancora possesso TF che fa un po' di fatica ad uscire dalla propria area, ma finalmente ci riesce e prova ad appoggiarsi su Abate, non riesce però ad arrivare in tempo sul pallone, complice anche un passaggio non particolarmente preciso. Nel frattempo rimessa laterale della Buonpastore, ma subito pallone recuperato dalla TF che prova a riproporlo in mezzo per Arcoraci, che tenta il tiro sedato dalla difesa della Buonpastore, che con il portiere prova ancora una volta a proporre un lancio lungo per i compagni. Questa volta legge bene la TF, ma ancora possesso per la Buonpastore sulla fascia destra, che si appoggia al numero 11 che può provare a crossare in mezzo, lo fa, non è facile tra le braccia di Geraci, invita i compagni ad avanzare e si affida al lancio lungo. Pallone però intercettato ancora una volta dalla Buonpastore, ma recupera subito la TF e prova a scattare sulla fascia sinistra. Scambio tra il numero 11 e il numero 6 che prova a farsi spazio e a servire il compagno in mezzo. Pensa un attimo la manovra della TF, riesce però a recuperare la Buonpastore, subito però ci mette una pezza la TF. Lotta di possesso a centrocampo tra le due squadre. Il direttore di gara però ferma tutto per un fallo ai danni della TF. Sarà punizione per la squadra di casa. Sul punto di battuta il numero 5 Guglielmo Gabriele Feli, che cerca il lancio lungo per i compagni proposti in avanti, chiama il pallone il portiere che in tuffo recupera tranquillamente il pallone e si affida al lancio lungo per i compagni sempre proposti in zona avanzata, che provano a farsi strada tra la difesa della TF. Si appoggia al numero 8 che si trova tutto solo davanti al portiere e segna il gol dello 0-2 per la Buonpastore. A segnare il gol è il numero 8 Messina Alberto.
raddoppia la Buonpastore, strada che si fa sempre più in salita per la TF. Arriva già il primo cambio per la TF, entra il numero 17 Boncore Marcello. Riparte il match, strada che si fa molto in salita per la TF, che deve cercare il prima possibile quantomeno di accorciare le distanze. Prova a costruire qualcosa sulla fascia destra la TF, cercato il passaggio in mezzo, subito intercettato dalla Buonpastore che prova a ripartire, scattando stavolta sulla fascia sinistra. Continua a farsi strada sulla fascia sinistra la Buonpastore, pallone però che viene recuperato dalla TF. Lotta di rimpalli tra le due squadre. Riesce ad avere la meglio la TF, può provare a farsi strada. Cerca il lancio lungo Arcoraci per il compagno proposto in avanti. Pallone che però viene recuperato dalla Buonpastore ancora una volta. Il lancio lungo per i compagni. Intervento non ritenuto falloso da parte del direttore di gara, che invita il giocatore ad alzarsi. Però attenzione, altra grande occasione per la Buonpastore, prova a costruire sulla fascia destra con il pallone sempre tra i piedi del numero 8, può provare a servire i compagni in mezzo, cerca di prendere tempo, di puntare l'uomo. Arriva anche il numero 10 che allontana il pallone in rimessa laterale. Lancio lungo della Buonpastore a cercare i compagni proposti in mezzo, allontana la difesa della TF, ma rimette in gioco tutto la Buonpastore. Prova a ripartire Arcoraci, pallone che però viene intercettato dalla Buonpastore, ma non molla Arcoraci che prova a inseguire il pallone. Lancio lungo della Buonpastore, intercettato dalla TF, recupera però la squadra ospite, che prova ancora una volta a proporsi in avanti, questa volta provando a far verticalizzare il compagno. Pallone tra i piedi del numero 9, che prova a farsi spazio tra la difesa della TF, serve il numero 11, che crossa in mezzo per i compagni, pallone che però finisce facile tra le braccia di Geraci, che invita per l'ennesima volta i compagni a salire per servirli con un altro lancio lungo, intercettato però dalla Buonpastore. Ancora però possesso TF che lotta sul pallone, continua a concedere veramente pochissimo spazio la Buonpastore alla squadra di casa. Nel frattempo rimessa laterale per la TF che subito batte. Tenta il controllo Arcoraci, prova a farsi strada tra le difese della Buonpastore. Viene però recuperato il pallone dalla squadra ospite, che si affida al portiere che lancia lungo per i compagni proposti in avanti. Intercetta però la difesa della TF, che a sua volta prova ad appoggiarsi a Geraci in maniera forse un po' troppo debole, costretto l'estremo difensore ad uscire dall'area per allontanare con i piedi in qualche modo. Continua però a lottare in zona avanzata la Buonpastore. Nel frattempo prova ad allontanare la TF, sbagliato a calibrare il lancio. Ancora possesso della Buonpastore, che prova ancora una volta a proporsi in avanti, questa volta con il numero 10. Passaggio calibrato male, facile lettura per la difesa della TF, che prova a ripartire sulla fascia destra. Pallone intercettato però la squadra ospite, che a sua volta prova a rispondere subito all'incursione della squadra di casa.
Lotta di possesso a centrocampo alla meglio l'ATF, che prova a proporsi in avanti con Arcoraci, che cerca i compagni, riuscendo però a eseguire bene il filtrante. Viene letto bene il passaggio alla difesa della Buonpastore, con la squadra ospite che prova l'ennesima incursione sulla fascia destra. Lotta sul pallone il numero 9, che prova a scartare la difesa dell'ATF, che riesce però a recuperare il pallone, che riesce a metterci una pezza in un piccolo errore. Adesso prova a riproporsi in avanti la squadra di casa. Il direttore di gara fischia un fallo ai danni del numero 10 Miceli. Sarà dunque punizione per l'ATF, quasi 31esimo minuto di gioco, 0-2 il risultato al velodromo Paolo Borsellino. Squadra di casa che sicuramente vorrà a tutti i costi quantomeno andare negli spogliatoi, avendo accorciato le distanze. Sul punto di battuta il numero 5 Feli, che lancia lungo per i compagni. Lotta di rimpallo tra le due squadre. Sembra avere la meglio la Buonpastore, che prova a ripartire. Fallo stavolta ai danni della Buonpastore, tenuta un po' troppo vigorosa da parte del giocatore dell'ATF. Squadra di casa che si prende giustamente tutto il tempo del mondo prima di battere, per andare negli spogliatoi con un doppio vantaggio, prendere un attimo un sospiro e chiaramente affrontare la seconda metà di gara con molta più calma, con molta più organizzazione. Nel frattempo arriva il via del direttore di gara, lancia lungo il giocatore della Buonpastore a cercare i compagni in zona avanzata. Ancora possesso Buonpastore, che prova a proporsi sulla fascia destra con il pallone tra i piedi del numero 8, che prova a scartare e adesso lotta sulla bandierina, guadagnando secondi preziosi sul cronometro. Nel frattempo rimessa laterale in favore dell'ATF. Altra rimessa laterale, questa volta in favore della squadra ospite. Prova a proporre in mezzo il pallone la Buonpastore, allontanato però dalla attenta difesa dell'ATF, ma attenzione, ancora lotta di possesso a centrocampo tra le due squadre. Prova in qualche modo Arcoraci a ritagliarsi uno spazio. Cade a terra Arcoraci per un contatto di gioco abbastanza vigoroso. Ferma tutto il direttore di gara. Sembrava avere rilevato il fallo l'arbitro. L'intervento sembrava abbastanza duro in realtà. Si rialza però Arcoraci, fortunatamente non sembra essere nulla di grave. Il numero 9 dell'ATF. Pallone che viene restituito all'ATF, che si appoggia ai piedi di Geraci, che tenta il lancio per i compagni, calibrato male. Pallone interessantissimo recuperato dalla Buonpastore, ci mette una pezza il numero 4 Avella, ma grande rischio per l'ATF. Nel frattempo 34esimo minuto di gioco, quasi finiti i tempi regolamentari. Vedremo quanto affiderà di recupero l'arbitro, nonostante non ci siano stati particolari interruzioni in questa prima metà di gara. Nel frattempo continua a lottare per il possesso la Buonpastore, che continua a proporsi in avanti, ci mette però una pezza la difesa dell'ATF, che prova a ripartire sulla fascia destra, sfruttando gli ultimi secondi a sua disposizione. Prova a ripartire l'ATF, serve il compagno sulla fascia destra, che prova a puntare l'uomo, a ritagliarsi uno spazio per servire i compagni in mezzo. Continua a puntare l'uomo, cross in mezzo sedato
Difensore della Buonpastore che è costretto a mettere però il pallone in fallo laterale. Forse l'ultima occasione in questo primo tempo per l'ATF per cercare di accorciare le distanze. Ancora un'altra rimessa laterale che però non verrà battuta, duplice fischio da parte del direttore di gara. Le due squadre vanno negli spogliatoi a chiusura del primo tempo sul risultato di 0-2 in favore della Buonpastore. La squadra di casa sicuramente dovrà fare gli straordinari nella seconda metà di gara per cercare di riacciuffare il pari. Ha fatto la sua partita, ci ha colpiti nel sonno, perché quando prendi ancora 1 minuto e 40 secondi, così come è successo domenica scorsa, solo domenica scorsa siamo riusciti a ribaltare, questa volta insomma, abbiamo subito l'onta di qualità che ha indicata nelle varie zone del campo, quindi anche il secondo gol insomma, un po' fortunoso per via di un fattore del nostro portiere, ma ripeto, non ho nulla da togliere ai meriti del Licata. Potevamo entrare in partita con il calcio di rigore che insomma, non è entrato, ma fa parte anche questo del gioco, quindi siamo rientrati in partita troppo tardi quando già le situazioni si erano un po' stabilite a favore del Licata, però va bene così, dobbiamo rimboccarci le maniche, dobbiamo capire sempre che insomma, siamo una squadra che deve lottare, deve conquistare metro dopo metro, non dando mai all'avversario la possibilità, specie come quello di oggi, a cui non va dato assolutamente nessun tipo di vantaggio. Avete aperto una pagina importante del calcio siciliano, non solo, perché ora è stata una squadra che credo che abbia dettato, insomma, abbia cambiato anche il modo di vedere il calcio, con Zeman prima, poi con gli allenatori fino a Papadopoulos. Successivamente poi la scalata fino alla Serie B credo sia stata la giusta consacrazione per un ciclo che credo sia ripetibile. Poi personalmente devo dire che ho avuto l'onore e la fortuna di giocare l'ultimo anno in cui il Licata stava ai professionisti un derby l'1 maggio del 94 nel quale ero in campo con Enzo Campanella, con Mimmo Giacomaro, dall'altra parte del Licata c'erano insomma Zangara e Gonzaga, Pippetto Romano, insomma diciamo c'era mezza squadra di quella di quel blasone a cui facevo riferimento, che ripeto rimane unica, rimane un punto di riferimento sicuramente che ancora stentano le società a imitare, perché quello che ha fatto Zeman, quello che è successo qui a Licata, insomma può accadere ovunque. Zeman poi l'ha fatto a Foggia, poi insomma nelle grandi società non ha potuto ripetere queste cose, però ripeto il sistema calcio a quei livelli ha altre leggi, altre situazioni, però rimane questo fantastico ciclo di cui Enzo è stato uno degli artefici. Non so dove finiscono i nostri demeriti, iniziano i meriti delicati e viceversa, nel senso che c'è un filo sottile che fa da spartiacque, quello che dopo il gol da 1 minuto e 40 secondi, ripeto, quello ti taglia le gambe, anche perché ti fa saltare un piano gara che per noi, ripeto, io fino alla fine ho giocato con 4 attaccanti, quindi non sono venuto qua per difendermi, per difendere poi cosa, perché se ti difendi una squadra come Licata ti rintanano nella tua metà campo e rischi di... Dovevamo tenere un po' più duro, cercare di non subire così come abbiamo subito quel passivo di 2 reti, ma ti ripeto, fa parte del calcio e poi potevamo, come ho detto poc'anzi, riprendere la gara. Vedo, i ragazzi hanno dato tutto, hanno dato tutto quello che potevano dare. E naturalmente poi di fronte abbiamo un avversario di elevata caratura e quindi con questo bisogna fare i conti. Ripeto, non averla aperta al primo tempo è stato un peccato perché abbiamo assistito a una bella partita, ma tutto sommato, ripeto, non credo che il pubblico si sia annoiato. Poi insomma che noi non siamo molto contenti, questo è ovvio, il risultato ne testimonia. Non dobbiamo mai abbassare la guardia, non dobbiamo mai tirare remi in barca, ma qualsiasi sia il risultato. Naturalmente, ripeto, venire qua dopo neppure 2 minuti andare sotto è difficile poi riprendere il battone della matassa, ripeto. Poi ci abbiamo tentato, Cristian ha mucciato, ci aveva tentato anche nel primo tempo, il rigore, come ha detto, poteva cambiare tutta la partita. Ripeto, dobbiamo lavorare per essere sempre squadra, per essere sempre sul pezzo e capire che dal sacrificio, dalla lotta di ogni centimetro, io parlo sempre dei primi 5 centimetri e degli ultimi 6 secondi che sono fondamentali per ogni sport, ma nel calcio in particolar modo, perché arrivi prima dell'avversario e finisci dopo di lui.
La Mistretta veniva da un periodo nel quale aveva recuperato qualche piccolo acciacco, probabilmente oggi insomma, c'è stata una brusca frenata, una caduta, ricaduta, non saprei come definirla, perché poi fondamentalmente stretto i denti domenica scorsa, in settimana abbiamo tentato di recuperarlo nel migliore dei modi, pazienza, in settimana cercheremo di recuperare un po' tutti, anche 111 ha avuto un risentimento muscolare. Ripeto, finora ci era capitato ben poco sotto questo punto di vista, dobbiamo prenderne nota. La fatica, il viaggio sicuramente sono cose che, la tensione, sono cose che pesano nell'economia psicomotoria di un calciatore, quindi questo credo che ne faccia parte per quanto riguarda Centozzo. Quanto riguarda Mistretta valuteremo le sue condizioni, speriamo che possa riprendersi quanto prima. Terminata con il risultato di 2-2 la prima sfida in campionato in casa per il Mister Palermo, seguito con il Mister Cappello che salutiamo. Salve a voi. E chiediamo subito, Mister, un pareggio arrivato agli ultimi 20 secondi, c'è un po' di rammarico? Ma guarda, queste partite si possono anche perdere perché non è stata una prestazione oggi ottima, eravamo un po' sottotono, quindi quando si ci mette un po' anche la sfiga, perché potevamo fare il 3-1, abbiamo preso un palo a 35 secondi o 40 alla fine e poi prendiamo il 2-2. Questo sport è anche bello per questo, quindi, ma non abbiamo fatto comunque una buona partita, quindi ritengo diciamo, stretto il punto perché potevamo anche perdere oggi, quindi va bene un punto, ma la prestazione è da rivedere indubbiamente. Dopo il pareggio degli ultimi 30 secondi, poi a 15 secondi alla fine, un'altra ghiotta occasione per gli avversari per vincere la partita con un brutto tiro di Martino. Cosa ha pensato in quel momento? Quello che ti ho detto poc'anzi, che queste partite si possono anche perdere quando giochi così male, quando la palla comunque non vuole entrare. Abbiamo creato tante occasioni, ma non abbiamo mai sfruttato l'occasione che abbiamo avuto. Loro comunque sono stati una buonissima squadra in fase difensiva, difendevano bene, ripartivano in contropiede, è una squadra molto organizzata che oggi ci ha dato tanto filo da torcere, quindi merito anche degli avversari se quest'oggi ci siamo portati un punto noi e un punto loro, quindi i complimenti vanno anche a loro. Abbiamo visto un primo tempo sottotono, un secondo tempo invece decisamente migliore. Cosa ha detto all'intervallo ai suoi ragazzi? Ma detto in maniera poi mi sono proprio incazzato perché abbiamo fatto un bruttissimo primo tempo nell'atteggiamento, quindi ovviamente a fine primo tempo ho dovuto alzare un po' la voce perché eravamo troppo spenti, quindi il secondo tempo siamo entrati un po' meglio, però diciamo che la squadra vista oggi non è quella delle ultime giornate, nelle ultime uscite, quindi c'è qualcosa da rivedere, dobbiamo un pochettino rivedere alcune situazioni, forse eravamo un pochettino scarichi mentalmente, dobbiamo vedere di lavorare perché è un gruppo giovane, quindi ci sa anche fare queste prestazioni. Dunque lei parlava di pile scariche, quindi quanto è importante arrivare alla sosta prima della grande sfida contro l'Adrano per potersi anche farsi un pizzico riposare in campionato? Serve per ricaricare un po' le batterie, anche se non abbiamo giocato in maniera continua perché ci sono state anche delle soste dopo la Coppa Divisione. Adesso c'è un'altra sosta, poi ci aspetta Adrano e dobbiamo un pochettino fare un po' anche un bagno di umiltà, perché forse ci siamo sentiti troppo belli in queste partite che abbiamo affrontato, quindi dobbiamo un po' rimanere con i piedi per terra e capire che quest'anno sarà dura e come vedete una partita di questa dove magari la vuoi vincere in casa con la Gallinese, poi ti porti un punto e è andata anche bene perché potevamo perderla anche alla fine, quindi dobbiamo fare un po' bagno di umiltà. Un pensiero sull'Adrano? L'Adrano quest'anno ha alzato un po' l'asticella, ha preso giocatori di categoria, quindi poi conosco molto bene Carmelo Sgoi che ci tiene a fare bene ogni anno, quindi è un gruppo anche loro giovane, quindi è una squadra che secondo me può puntare a vincere il campionato. Mione, sembrava che anche oggi la legge del Matranga stesse per concretizzarsi, alla fine la zampata di un campione, possiamo dirlo come Arken, vi ha negato la gioia della vittoria e di un'altra settimana in testa alla classifica. Sì, però non toglie niente alla nostra prestazione che è stata buona di fronte a una squadra veramente super attrezzata, una squadra forte. Certo eravamo contenti se la portavamo a casa e avevamo fatto una grandissima prestazione difensiva, però penso che tutto sommato pareggio è il risultato giusto che ci può stare. È un pareggio frutto anche della vostra capacità di fare, come dicevo anche durante la diretta, blocco negli ultimi 30 metri, anche nella fase finale del primo tempo, quando è arrivato intanto il palo subito dopo il gol, poi c'è stato anche il palo di Tempesta. È tornata quella capacità da parte del Castellammare che si era vista 2 stagioni fa di compattarsi attorno a quelle figure chiave che sono Adamo, Caronia, Messina. Sì, esatto, quello che facciamo è chiaramente l'assenza di Malik non ci consente di avere un certo tipo di ripartenza, però ho detto ai ragazzi facciamo quello che sappiamo fare, facciamolo bene, il gol può arrivare su situazioni anche diverse e così è stato.
e poi è la nostra caratteristica, ci sappiamo difendere bene, l'abbiamo fatto benissimo fino a... Manca poco all'inizio del secondo tempo tra TF e Buonpastore. Nel frattempo 2 cambi all'intervallo per la TF. Esce il numero 4 Avella, il numero 10 Miceli, entrano il numero 13 Cavallaro, il numero 18 Arculeo. Si aspetta solo il via del direttore di gara per poter iniziare. Via che arriva proprio in questo momento, primo possesso della TF che lancia lungo per i compagni proposti in avanti. Subito si fa vedere il numero 13 Cavallaro che prova a servire il compagno, pallone che viene respinto. Nel frattempo pallone recuperato dalla Buonpastore che prova subito a proporsi in avanti. Ancora Cavallaro che si appoggia sul compagno. Buona lettura da parte della Buonpastore, recupera il pallone. Scontro di possesso tra le due squadre. Pallone tra i piedi del numero 11 della TF che serve ancora una volta Cavallaro che prova a ritagliarsi spazio. Pallone però intercettato dalla difesa della Buonpastore. Squadra di casa che deve necessariamente afferrare il pari. Un match che nel primo tempo è stato abbastanza in salita per la TF. Ferra con le mani tranquillamente Schimmenti che si affida al lancio lungo, intercettato però di testa il pallone della TF. Recupera il pallone Bismarck che serve il numero 9. Pallone ancora una volta recuperato dalla TF. Lotta di possesso sulla fascia sinistra. Ancora lotta di possesso, cerca di avere la meglio la TF, ce la fa con Cavallaro che lotta sul pallone e riesce a mantenere il controllo, riesce però a riagganciare il pallone Bismarck che serve il numero 10 che prova con il lancio lungo. Pallone ancora in mano alla squadra ospite che ancora una volta si affida al lancio lungo, intercetta bene di testa il difensore della TF. Pallone ancora una volta tra i piedi della Buonpastore che prova ancora una volta a farsi vedere in avanti, riuscendo però a controllare bene il pallone che facilmente finisce tra i piedi di Geraci. Inizia ad intensificarsi anche il vento qui al velodromo Paolo Borsellino, che sicuramente non renderà particolarmente semplice la vita delle due squadre. Gioco momentaneamente interrotto per uno scontro di gioco un po' duro, ma si può proseguire tranquillamente, nulla di grave. Viene allontanato in rimessa laterale. Rimessa per la TF che prova a battere subito una volta recuperato il pallone. Ancora una volta palla tra i piedi del numero 11 che prova a farsi strada, ma trova davanti a sé un muro della Buonpastore che riesce a recuperare il pallone e provare a lanciarlo in avanti per i compagni proposti in zona avanzata. Lotta di possesso a centrocampo tra le due squadre, alla meglio la TF che prova a scattare con il numero 18 Arculeo. Palla ancora tra i piedi del numero 11 che prova il tiro da fuori area. Costringe l'estremo difensore ad allontanare dallo specchio il pallone con le mani. Ci ha provato dalla distanza Andrea Abate. Sarà dunque calcio d'angolo in favore della TF.
posiziona alla bandierina, aspetta solo il via del direttore di gara. Lancio lungo a cercare i compagni in mezzo, pallone tra i piedi del numero 2, allontanato però dalla difesa della Buonpastore, prova a riproporlo in mezzo. Il giocatore dell'ATF non riuscendo però a trovare la testa dei compagni. Arriva il cambio nel frattempo per la Buonpastore. Entra il numero 14 Nicolò Brunetti. Può proseguire il gioco e si riprosegue dall'estremo difensore. Subito si appoggia al compagno più prossimo. Buonpastore che non sembra avere affatto allentato di intensità in questo secondo tempo e subito si ripropone in avanti, scattando sulla fascia destra, servendo i compagni in mezzo. Ci arriva ad allontanare Geraci con le mani, ma ancora lotta in aria. Riesce a metterci una pezza Geraci, ma grandissimo rischio per l'ATF che poteva vedere il gol del 3-0 che avrebbe forse chiuso il risultato di questa partita. Nel frattempo prova a ripartire in qualche modo l'ATF. Prende il tempo la Buonpastore che si affida ancora una volta al lancio lungo per i compagni proposti in avanti. Lotta di rimpalli tra le due squadre. Sembra avere meglio la Buonpastore. Pallone tra i piedi di Bismarck che prova a servire il compagno, non ci riesce. Prova in qualche modo a recuperare il pallone in scivolata. Grande occasione per la TF di ripartire con il numero 13 che però si trova in mezzo a 3 uomini. Ma ancora possesso TF. Ancora il pallone tra i piedi del numero 13. Lotta strenuamente la TF, vuole assolutamente accorciare le distanze il prima possibile. Ancora possesso TF che prova a crearsi uno spazio. Attenta però la difesa della Buonpastore, concede veramente poco agli avversari. Calcio d'angolo in favore dell'ATF tra le varie proteste che vengono anche dagli spalti. Sembrava effettivamente una rimessa dal fondo, però nel frattempo si pone alla bandierina il numero 13 Cavallaro. Cavallaro scodella in mezzo. Cercare i compagni, trova però l'attenta difesa, ma attenzione, grande occasione subito sedata dalla Buonpastore che prova a lanciare il pallone in avanti per lanciare il numero 9 della squadra ospite. Ancora un altro lancio lungo, ancora una volta intercettato però dall'attenta difesa della TF che prova ancora una volta a proporsi in avanti, questa volta scattando sulla fascia sinistra. Pallone che però viene allontanato in rimessa laterale. Rimessa laterale per la Buonpastore che si affida al lancio lungo per i compagni che provano a scattare sulla fascia destra. Attenta però la difesa della TF, seda il tentativo di incursione sulla fascia destra e guadagna una preziosa rimessa laterale. Ottimo punizione in favore della TF. Uno dei giocatori della squadra di casa che rimane a terra per un contatto un po' troppo vigoroso forse. Nel frattempo continuano a scaldarsi alcuni giocatori sulla panchina della Buonpastore, potrebbe arrivare un cambio a breve. Calcio di punizione per la TF, arriva il via del direttore di gara, pallone
pallone servito al compagno più prossimo. TF che prova a farsi strada, pallone però intercettato dalla Buonpastore ma recuperato alla TF. Lotta di possesso, provata ad allontanare il pallone in qualche modo, palla che finisce in mano alla TF che lotta con il pallone tra i piedi del numero 2 Ficarotta, palla che viene spedita fuori al campo. Ficarotta prova a battere subito la rimessa laterale, il direttore di gara però chiama il cambio rimessa. Pallone in mano alla TF che prova ad uscire dalla propria area di campo, pallone però recuperato alla Buonpastore con il numero 11 che ha provato il tiro a giro, pallone che però finisce fuori, non inquadra lo specchio della porta. Dunque sarà messa dal fondo, si affida stavolta alla battuta corta Geraci. Prova l'incursione sulla fascia sinistra la TF, si capiscono bene i compagni, termina fuori, rimessa laterale in favore della Buonpastore. Dunque nel frattempo arriva ad arrivare un cambio sponda TF, però ad entrare il numero 16 Salvatore Mandalari. Ad uscire invece il numero 9 Arcoraci Alessandro. Si riprende dalla rimessa laterale in favore della Buonpastore. Pallone ancora una volta in rimessa laterale. Chiamato il cambio alla panchina, il direttore di gara però continua a lasciar correre il match. Tempo, grande occasione per la TF, dai piedi di Cavallaro, lotta il numero 10 della Buonpastore che riesce a riagganciare il pallone, a servire i compagni che possono provare a ripartire. Si appoggia sulla fascia destra la Buonpastore, adesso prova di nuovo a verticalizzare, pallone tra i piedi del numero 11 che prova a servire i compagni in mezzo, pallone allontanato, cerca di arrivarci in qualche modo la difesa della TF e ce la fa, provando a rilanciare i compagni. Non è in rimessa laterale, ferma tutto il direttore di gara, ci sarà un cambio nella panchina della Buonpastore. Nel frattempo continua ad intensificarsi il vento, entra il numero 16 Flavio Polizzi. Squadre, TF che prova a affidarsi al lancio lungo, aggancia di testa Cavallaro ma non riesce a controllare bene il pallone viene spedito in rimessa laterale. Nel frattempo 48esimo minuto di gioco al velodromo Paolo Borsellino, risultato sempre sullo 0-2 in favore della Buonpastore. TF che inizia ad avere sempre meno tempo per accorciare le distanze, ma attenzione, un cross in mezzo che risulta quasi pericoloso, sfiora la traversa, cross che diventa praticamente un tiro. La squadra di casa chiede un angolo, il direttore di gara invece è semplicemente rimessa dal fondo. Lancio lungo, Bismarck prova a riservire i compagni. Centrocampo ai danni della Buonpastore. Nel frattempo la panchina della TF chiede un altro cambio e forse sta per fare altrettanto anche la panchina della Buonpastore.
Sicuramente al lato della TF entra il numero 15 Giovanni Maria Mineo. Aspetta ancora un po' invece il mister della Buonpastore per chiamare il cambio. Nel frattempo si riprende da un calcio di punizione in favore della Buonpastore, che lancia lungo per cercare i compagni in aria, facile tra le braccia di Geraci, che prova a ripartire subito con un lancio lungo per i compagni proposti in zona avanzata. Scatta sulla fascia destra la TF con il pallone tra i piedi del numero 11, che prova a servire i compagni in mezzo, non trovando però nessuno. Forse con un po' troppa fretta difesa della Buonpastore, che manda il pallone in zona di calcio d'angolo. 50° minuto, nel frattempo al velodromo Paolo Borsellino. Sulla battuta del calcio d'angolo il numero 13 Cavallaro. Ha creato sicuramente un'azione interessante. Abate chiama lo schema, pallone scodellato in mezzo, provato a intercettare sempre da Abate, che prova ancora una volta il tiro, pallone che viene murato, intervento discutibile in area per il direttore di gara, però è tutto regolare. Effettivamente sembrava essere entrato in ritardo il giocatore della Buonpastore, direttore di gara che però non sembra dello stesso avviso, tenendo l'intervento regolare. Effettivamente da questa prospettiva sembrava che il fallo ci fosse. Parte da una rimessa laterale in favore della TF. Cavallaro prova a scodellare il pallone in mezzo, allontana la difesa della Buonpastore, ancora una volta in rimessa laterale. Recupera la Buonpastore che prova a lanciarsi lungo. Di possesso, recupera il pallone Bismarck, che serve il numero 16 della Buonpastore. Pallone allontanato di mano il numero 15 della TF. Punizione per la TF. Che si affida al lancio lungo, intercettato di testa, ma ancora possesso TF, che prova l'ennesima incursione, pallone scodellato in mezzo, non riesce però né a inquadrare i piedi dei compagni né tantomeno lo specchio della porta, palla che dunque termina sul fondo. Arriva il cambio nel frattempo dalla panchina della Buonpastore, entra il numero 13 Gabriele Ferrara. Si riparte nel frattempo dalla rimessa al fondo, battuta corta all'estremo difensore della Buonpastore, recupera però il pallone in una zona interessante la TF, pallone tentato di scodellare in mezzo, allontanato però in calcio d'angolo. L'allenatore della Buonpastore invita i suoi alla calma. Nel frattempo altro pallone recuperato alla squadra ospite, che può provare a ripartire, intercetta nuovamente il pallone della TF, riaggancia il pallone Bismarck che si appoggia ai compagni, lancio lungo per il numero 13 della Buonpastore, ci arriva prima la TF, lotta però sul pallone, riesce la squadra di casa ad allontanare la palla da una zona molto pericolosa, ci riprova il numero 11 sulla fascia destra,
lotta di possesso, ancora pallone in mano alla TF che prova a scodellare in mezzo, ci arriva Schimenti abbracciando il pallone, portandolo lontano, interrompe il gioco l'arbitro. Sembra aver visto un'irregolarità ai danni della TF, sarà dunque punizione per la squadra di casa. Nel frattempo 54esimo minuto di gioco al velodromo Paolo Borsellino di Palermo. 0-2 il match tra TF e Buon Pastore, valido per la terza giornata del campionato giovanissimi Under 14 regionale. Batte corto il numero 5 della TF. Si appoggia ai compagni, riparte però la Buon Pastore, grande occasione, 1 contro 1 che può trasformarsi in un gol che chiuderebbe virtualmente la partita, ma ci mette una pezza in tuffo Geraci e tiene aperto il match. Grande occasione per la Buon Pastore, grande contropiede, ma ancora più grande parata di Geraci che tiene aperto e vivo il match per la sua squadra. Ancora pallone tra i piedi della Buon Pastore in area di rigore, tentativo di tiro, non riesce ad agganciare bene il pallone il numero 13 che però continua a lottare in area. Pallone ancora in mano della Buon Pastore, l'arbitro dà vantaggio, tentativo di tiro, ancora una volta ci mette una pezza Geraci. Grande prestazione in questo secondo tempo da parte dell'estremo difensore della TF, che prova a ripartire sulla fascia sinistra, prova ad accorciare le distanze. Nel frattempo rimessa laterale in favore della TF, match che si inizia a scaldare non poco in questi ultimi quasi 13 minuti di gara, dei tempi regolamentari chiaramente, dopodiché vedremo quanti minuti affiderà l'arbitro. Nel frattempo si prepara un doppio cambio alla panchina della Buon Pastore. Grande occasione per la TF che lotta ancora una volta per il pallone, però riesce la Buon Pastore a lanciarsi in avanti. Lotta tra le due squadre per il possesso, alla meglio la TF che può provare a crearsi un nuovo spazio. Pallone in rimessa laterale, sempre un doppio cambio in zona Buon Pastore, cambio addirittura che arriva in porta. Entra in porta il numero 12 Alex Capitano ed entra anche il numero 17 Scianna Federico Pio. Grande prestazione da parte del portiere Schimenti, che adesso cede il testimone al numero 12. Nel frattempo riprende il gioco. Lotta di possesso a centrocampo, prova la TF a proporsi in avanti, pallone recuperato però dalla Buon Pastore. Ancora palla tra i piedi di Bismarck, che si prende tutto il tempo del mondo, gioca anche un pochettino con gli avversari per guadagnare secondi preziosi sul cronometro. Nel frattempo prova a proporsi ancora una volta in avanti la Buon Pastore, pallone recuperato dalla TF che prova a verticalizzare. Passaggio per il numero 11 Abate, intercettato bene dalla difesa della Buon Pastore, che allontana in rimessa laterale. Lotta ancora Abate sul pallone. Alta rimessa laterale in favore della TF, a battere sempre Ficarotta. Prova ad arrivare sul pallone Abate, costretta la difesa della Buon Pastore ad allontanare in calcio d'angolo.
sul punto di battuta Cavallaro, che si affida alla battuta corta, ancora il pallone tra i piedi di Cavallaro che prova a scodellare in mezzo, ancora una volta allontanato in calcio d'angolo. Il tempo quasi 60° minuto di gioco. Arriva un altro cambio in casa TF. Nel frattempo sta per entrare il numero 19 di Pietrantonio Luca. Ad uscire invece il numero 6 Jacopo Zacco. Sempre alla bandierina il numero 13 Cavallaro, che aspetta il via del direttore di gara per battere. Via che arriva in questo momento, pallone ancora una volta scodellato in mezzo, ci arriva però la difesa della Buonpastore che prova a ripartire. Lotta di possesso tra le due squadre in maniera un po' dura ma regolare, ci arriva la TF a recuperare il pallone. Rimane nel frattempo a terra uno dei giocatori della Buonpastore. L'arbitro continua a far giocare, continua a rimanere a terra uno dei giocatori della Buonpastore e adesso l'arbitro ferma tutto. Scontro di gioco abbastanza duro, fortunatamente però non si tratta di nulla di grave, il giocatore si rialza. Pallone che viene restituito dall'arbitro alla TF. Che riparte da Geraci. Chiamato un altro cambio nel frattempo dalla panchina della Buonpastore. Entrare è il numero 15 Sedan Giuseppe. Nel tempo riprende il gioco, insieme a lui riprende anche il vento, inizia a essere sempre più forte. Nel frattempo pallone recuperato dalla TF con Abate pericoloso in zona di rigore, sbaglia tutto però, passaggio calibrato molto male, complice anche un vento che si fa sempre più forte probabilmente. Vento che sicuramente non sta rendendo la vita facile alle due squadre, lo si può notare anche dalla bandierina del calcio d'angolo. Nel frattempo altro pallone per la Buonpastore, lotta però per il possesso la TF che inizia a pressare molto alto, prova a ripartire ancora una volta la squadra ospite, cercando di prendere di sorpresa la TF, lotta sulla fascia destra, rimane a terra uno dei giocatori della Buonpastore, sembra tutto regolare però per l'arbitro. E l'arbitro è costretto un'altra volta a fermare il gioco. Lotta nel frattempo la Buonpastore sulla fascia sinistra, intervento un po' duro, lascia proseguire però l'arbitro, pallone recuperato dalla TF, prova ad uscire dalla propria area di rigore, prova a lanciare il compagno sulla fascia destra, intervento un po' rigido, però il direttore di gara è tutto regolare, se ne è rimesso laterale in favore della TF, subito batte tra le mani di Ficarotta, si appoggia a Cavallari, adesso Abate si scambia con Cavallari, provato il tiro, curato dalla difesa della Buonpastore che prova adesso a ripartire.
Ancora una volta pallone tra i piedi del numero 13. Che viene fermato stavolta però in maniera troppo dura secondo il direttore di gara. Cavallaro si guadagna dunque una preziosa punizione. Invece no, sembrerebbe che la punizione sia stata affidata alla Buonpastore. Sembrava inizialmente, i giocatori anche della TF erano convinti che fosse un fallo in loro favore. Il direttore di gara però non era dello stesso avviso. Nel frattempo continua a lottare sul pallone, ferma tutto il direttore di gara per un fallo di mano della Buonpastore. Si scalda in questi ultimi minuti di gioco l'allenatore della squadra ospite, che vuole che i suoi diano il tutto per tutto fino all'ultimo secondo. Nel frattempo batte subito il numero 5 Feli, che si appoggia al compagno, cerca in qualche modo lotta di rimpalli tra le due squadre. Che va tra le braccia di Capitano, che un tuffo afferra con sicurezza la palla e spedisce lontano il problema. Nel frattempo lotta Sedan sul pallone e il direttore di gara tutto regolare, anche se in questo caso sembrava fallo ai danni della Buonpastore. L'arbitro di gara sembra lasciar molto correre, ferma però il gioco il direttore di gara tra le proteste delle due squadre. IF che chiaramente voleva che quantomeno facesse finire l'azione l'arbitro. Buonpastore che invece reclama il fallo ai danni di Sedan sin dal primo momento. Nervosismo che inizia ad incrementarsi in maniera notevole da parte di entrambe le squadre, una che ha intenzione di recuperare in questi ultimi minuti di gara il match, l'altra che invece ha grande intenzione di preservare il risultato guadagnato tutto nel primo tempo. Nel frattempo sta per riprendere il gioco, il direttore di gara riaffida il pallone alla TF con Cavallaro che prova a farsi strada in mezzo alla Buonpastore, che riesce a recuperare il pallone, tenta il lancio lungo, calibrato male, però non ci arriva nessuno se non Geraci, che si appoggia a Feli, cerca i compagni in profondità, pallone che però viene recuperato nuovamente dalla Buonpastore, che tenta l'ennesima incursione. Pallone tra i piedi del numero 17 che prova il tiro da fuori aria ma non riesce ad inquadrare lo specchio. Una grande occasione per Federico Pioscian, che tenta il tiro da fuori aria vedendosi lo specchio della porta abbastanza libero, non riuscendo però a calibrare bene il tiro. Nel frattempo rimessa dal fondo, battuta subito da Geraci, che si appoggia a Feli. A sua volta si avvisa al lancio lungo per Abate. Cavallaro lancia il numero 16 della TF che lotta sul pallone, riesce però a recuperare la Buonpastore, guadagnando anche una preziosa rimessa laterale. Il direttore di gara nel frattempo comunica che saranno 4 i minuti di recupero del match. Nel frattempo ancora lotta di possesso, recupera il pallone della TF, lo recupera di nuovo la Buonpastore, prova a lanciarsi ancora una volta in avanti. La TF ha poco più di 4 minuti a disposizione per riportare in parità il match, compito sicuramente arduo ma che la squadra cercherà fino all'ultimo secondo di fare.
Buonpastore che invece dalla sua si prende tutto il tempo del mondo, chiaramente, per giocare con il cronometro quanto più possibile. Batte la rimessa laterale, ne guadagna subito un'altra. Ancora una volta la Buonpastore si prende tutto il tempo del mondo per recuperare il pallone e battere la rimessa. Ancora una volta rimessa battuta, pallone recuperato dalla TF che prova subito a lanciare lungo per i compagni. Grande occasione per la TF che prova a scattare sulla fascia sinistra. Ancora pallone in mano alla TF. Palla però che viene recuperata dalla Buonpastore. Errore nella difesa della Buonpastore, ci mettono una pezza però i compagni. Nel frattempo ancora possesso TF, dai il 100% in questi ultimi minuti di gara. Lancio lungo intercettato di testa dalla Buonpastore, lontana e rimessa laterale, spedisce il pallone più lontano possibile. Tutte piccolezze chiaramente che aiutano la squadra a giocare con il cronometro. Nel frattempo termina anche il primo minuto di recupero. Cerca in ogni modo di guadagnare quanto più tempo possibile. La Buonpastore che ancora una volta prova a lanciarsi in avanti. Aggancia però il pallone della TF. Sarà ancora una volta rimessa laterale in favore della TF. Rimessa battuta. Lotta di rimpalli tra le due squadre, sembra avere la meglio la Buonpastore che poi si limita a lanciare lontano il pallone. Possesso TF, recupera, intercetta il pallone il numero 6 Bismarck, lontana in fallo laterale. Nel frattempo sta per chiudersi anche il secondo minuto di recupero della gara. Corre il numero 16 della Buonpastore, si trova però davanti un muro rosa che recupera il pallone e prova a scattare sulla fascia sinistra. Ancora una volta però ferma tutto il direttore di gara per un intervento ritenuto falloso ai danni della TF che però batte subito. Ancora possesso TF che prova a farsi strada tra le linee difensive della squadra ospite. Rotola sul fondo, si scaldano gli animi, il direttore di gara è costretto a intervenire, qualche spintone di troppo, qualche parola di troppo. Il direttore di gara è dunque costretto ad invitare i giocatori delle due squadre alla calma. Nervosismo comprensibile da parte delle due squadre. Nel frattempo calcio d'angolo in favore della TF che batte subito corto. Prova a crearsi uno spazio il giocatore della TF. Intervento falloso ai danni della Buonpastore che prova in maniera furba a battere subito. Non è dello stesso avviso però il direttore di gara che ferma il gioco. Ed esce il cartellino giallo per il giocatore della Buonpastore che evidentemente avrà detto qualche parolina di troppo al direttore di gara. Nel frattempo sta per concludersi anche il quarto minuto di gioco. Staremo a vedere se il direttore di gara concederà qualcosina in più viste le perdite di tempo. Punizione per l'ATF, ultima occasione per fare quantomeno il gol dell'1-2 per la squadra di casa. Aspetta il direttore di gara che arriva in questo momento, pallone scodellato in mezzo che scheggia la traversa, grande occasione negli ultimi secondi del match per l'ATF. Pallone che veramente di poco non entra e che impatta fortissimo sulla traversa. Nel
frattempo rimessa laterale in favore della Buonpastore, cronometro che continua a scorrere. Evidentemente il direttore di gara ha ritenuto necessario dare qualcosina in più. Nel frattempo continua la TF a provare, pallone ancora una volta intercettato dalla Buonpastore, ma adesso arriva il triplice fischio da parte del direttore di gara. Termina 0-2 il match tra TF e Buonpastore, valido per la terza giornata del campionato Under 14 regionale. TF che dunque rimane a quota 6 punti, Buonpastore che invece aggancia la squadra di casa, prima era a 3 punti, adesso sarà a 6. Grande amarezza per la squadra di casa, che però può lamentarsi poco. Ha cercato di lottare fino all'ultimo secondo la TF per provare ad agganciare il risultato, ma l'esito è dunque di 0-2 in favore della Buonpastore.